via da Piazza Cima alle 10:00 e la Murana transiterà proprio qui, in quella che tra pochi istanti sarà la start line del Treviso Marathon 1.4. Passaggio dei Muccati, colore, bellissimo! E tradizione anche di questo gruppo che si chiama Luca Federici, Ariella Trevisan, 5 ore, Daniela Borizzoni, Mariella Di Leo, Andrea Danesin, 6 ore, Domenico. Altri che partiranno fra un po' insieme a quelli che sono partiti con le Hackbike, agli amici di ieri. Supporto questa manifestazione, in bocca al lupo a quelli che corrono e lascio la presentazione di Campano. Grazie Presidente, naturalmente grazie a tutto il comitato organizzatore, siamo davvero a pochi minuti. Ma io sto preparando velocissimo per un atleta in Cassino. Numero 2, vincitore della Treviso Marathon 2014, 2:14 Per il via di la Treviso Marathon 1.4. Sì! È un fiume di colori, si diventa qui a Conegliano per percorrere le strade, la storia d'Italia sul chiave. Forza ragazzi, l'applauso del pubblico per regalare quel tocco in più, quella nota di colore, quel calore e l'energia che serve al via. Forza ragazzi! Andiamo, andiamo, andiamo! Vai, vai, sulle mani, fatevi vedere! Siete voi i protagonisti di Treviso Marathon 1.4! Siete meravigliosi! E noi saremo qui ad aspettarvi all'arrivo e Half Marathon! Che concluderò quest'anno per il secondo giro consecutivo e ripreso a fare anche la 100 km. Muccato, io vorrei un... Questi sono i volontari che vedete che hanno permesso tutto ciò, questi sono solo una piccolissima parte. Ci piace il grido del popolo. Facciamolo anche al pubblico che è puntuale a fare la cornice, a ciò che canta, tanta roba, dai Muccati! Ed il sound è quello dei Lead Prima con lo spettacolo. Deve ancora cominciare, manca veramente pochissimo. Vi ricordiamo che lo stadio deve essere tranquillo, partiamo piano, diamo gas solo dopo la prima curva. Ascoltate, su! Questa è la vostra festa! E su! E chi lo sente il freddo? 3 minuti to go! 3 minuti! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ci siamo! Su tutto quello che può prendere l'energia, quella voglia di essere e di ottenere un grande obiettivo contro tutte quelle che possono essere le difficoltà che si incontrano proprio per chi è abituato di queste distanze. Dal 35esimo in poi tutto può succedere. Bravissimo.
Stefanino! Bentornato alla Treviso Marathon, signore e signori, il carabiniere grossetano Stefano La Rosa! Bravo, 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 bravo Stefano! Racconta da solo, lo abbiamo visto con ora di video, quello che lo abbraccia, lo accoglie a regalare quell'emozione da bene d'oca per chi salirà nel secondo gradino a Treviso Marathon 1.4. Questo è il brano che poi Vincitore della Treviso Marathon 2014, chiude in terza posizione e a breve al microfono di Silvia Ribò. lasciamo un attimo. You tried and you did, dopo traduciamo, it was hard to run alone, but you tried and you are in the third place. Are you happy for this? Okay, congratulations, thank you very much. Go to refresh to restore. Allora, giustamente, come vedete, non hanno più voce, la gara è stata dura, gara solitaria, da sola, pertanto è stata una lotta contro il tempo, contro se stessi, per dire che io ci ho provato.